Vacanze finite per la Nuorese che ieri mattina ha iniziato il ritiro precampionato agli ordini del tecnico Bernardo Mereu. La squadra, composta da una trentina di elementi, giovani compresi, si è radunata nello stadio Frogheri per effettuare nel pomeriggio il primo allenamento. Tanti volti nuovi a partire dagli acquisti effettuati dalla società del presidente Michele Artedino nel corso di questa intensa campagna acquisti, ma anche molte le conferme di giocatori che la scorsa stagione hanno disputato un ottimo campionato terminato con la promozione in eccellenza. Dal portiere dell'Iperia ai difensori Frongia e Namani al regista Alessandri fino alla punta Balzano. Tra i veterani, oltre al capitano Fabio Cocco, figurano Pitta, Lepore, Falchi, De Rio e Biscu, senza dimenticare i tanti giovani ex primavera del Cagliari. L'ultimo arrivo è quello di Andrea Sigismondo, centrocampista classe 1995, di cui si dice un gran bene. La Nuorese non si nasconde, l'obiettivo è la Serie D, un traguardo non semplice da raggiungere, ma che società, staff tecnico e giocatori faranno di tutto per ottenere già da questa stagione. La società ha scelto di fare la preparazione precampionato in città. Inagibile il Frogheri, il cui manto erboso è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria e che tornerà disponibile dal 3 settembre, la squadra si sta allenando nel campo scuola di Via Veneto. Il tecnico Mereu, coadiuvato dal preparatore atletico Marco Caligaris e dal preparatore dei portieri per Paolo Pisanu, ha stilato un programma che prevede una doppia seduta quotidiana di lavoro fino al 30 agosto. Verrà curata con particolare attenzione la preparazione atletica per mettere benzina nei muscoli in vista dell'impegnativa stagione, ma verrà prestata tantissima attenzione anche all'aspetto tecnico-tattico fondamentale per una squadra che è stata rinnovata profondamente. In calendario anche due amichevoli, il 24 agosto a Triei contro la squadra locale che milita in prima categoria e il 28 a Posada. Il 22 agosto invece prima partita della stagione in famiglia. Una tabella di marcia intensa che deve tenere conto del fatto che la Nuorese esordirà il 1 settembre in Coppa Italia a Gavoi contro il Taloro. La prima gara tra le mura amiche è fissata per l'8 settembre nella sfida di ritorno di Coppa Italia. Poi dal 15 settembre spazia il campionato, una cavalcata di 30 gare che la Nuorese e tutti i tifosi si augurano sia vincente.